Il governo fissi una data per i referendum è l'appello lanciato da Conegliano, da Susanna Camusso, segretaria nazionale della CGIL. 1 migliaio di quadri e delegati si sono riuniti al Teatro Accademia per l'attivo regionale dedicato proprio alle consultazioni promosse dal sindacato su abolizione dei voucher e responsabilità del committente verso i lavoratori negli appalti. Chiediamo al governo che fissi la data, perché i referendum si possono fare, hanno avuto via libera dalla Corte Costituzionale, sono regolati da una legge dello Stato. Chiediamo al governo che decida una data, può decidere liberamente, pensiamo che sia anche utile per il Paese, visto che ci sono previste le elezioni amministrative, unificare le due date, ma comunque soprattutto chiediamo che decida. Per una corretta informazione, quando dovrebbe essere questo referendum? Più distante, più vicino? Guardi, noi siamo pronti a farlo, quello che non può essere è che si continui a rinviare e non si determini il calendario, dopodiché ci sono le regole note del Paese su quanto durano le campagne elettorali e noi siamo rispettosi delle regole. Però il referendum con elezioni non sono mai stati fatti, voi che ritenete Non è vero, sono stati fatti, ci sono delle eccezioni, così come ci sono delle eccezioni anche di voti che sono avvenuti durante i ponti. Il nostro Paese ha fatto tante cose diverse negli anni e sempre sono state determinate, in molte occasioni sono state determinate dalle volontà politiche, ogni tanto bisognerebbe pensare anche invece ai cittadini, a non chiamarli con più frequenza al voto, a non interrompere l'anno scolastico, a non raddoppiare la spesa, tutte cose che potrebbero essere prese in considerazione dentro uno svolgimento ordinato e democratico del fatto che il voto è un diritto dei cittadini. Il governo vorrebbe arrivare ad una nuova disciplina sui buoni lavoro in modo da neutralizzare il referendum. Camusso non nasconde lo scetticismo. Viene detto che il governo vuole disinnescare il referendum sui voucher modificando l'attuale legge. Cosa pensa di questo? Come sta comportandosi il governo su questo aspetto? Ma in modo direi molto confuso e niente affatto trasparente, nel senso che se il governo avesse intenzione di costruire un'ipotesi, premesso che deve essere un disegno di legge che deve essere approvato dal Parlamento, lo prevede la legge, dica esplicitamente però che cosa vuol fare e sappia che deve andare incontro ai quesiti referendari che sono molto espliciti. Il lavoro occasionale esiste, non può essere regolato dai voucher, bisogna ripristinare la responsabilità solidale nel sistema degli appalti, non sono quesiti difficili. Mi pare che però si continui a dire che si vorrebbe, ma non emerge mai una proposta che poi al Parlamento deve essere affidata. Anche in Veneto si assiste ad un abuso nel ricorso ai voucher, oltre a fenomeni sempre più diffusi di cooperative fasulle e di vero e proprio caporalato, come ricorda Elena Di Gregorio, leader della CGIL regionale. Noi in Veneto siamo la seconda regione in Italia per utilizzo dei voucher, sono 17 milioni e passa i voucher utilizzati nel 2016 e soprattutto vengono utilizzati nei settori del commercio e del turismo, dove hanno soppiantato il lavoro stagionale che era contrattualizzato e che dava delle garanzie, tutela, maternità, infortuni, la stessa disoccupazione. Chi lavora a voucher si trova senza niente di tutto questo, ma non solo, il voucher non gli garantisce una tutela pensionistica, per cui ci troveremo dei vuoti proprio contributivi, stiamo creando una generazione futura di poveri, questo è, poveri oggi perché il voucher è povero e poveri anche un domani perché non avranno la pensione, quindi è una responsabilità sociale che il governo deve assolutamente affrontare. Se ne sta parlando molto, se ne sta parlando grazie al fatto che la CGIL ha raccolto più di 1 milione di firme, 3 milioni in tutto, sui 3 referendum. Quindi grazie al nostro impegno, perché è stato veramente un grosso impegno raccogliere le firme, noi stiamo costringendo il Parlamento e adesso il Governo e anche gli economisti e anche le associazioni di impresa a rivedere la propria posizione rispetto ai voucher. Si dice che non si può limitare la flessibilità perché è necessaria per il mercato, noi pensiamo che il mercato sia uno strumento e non un fine, che il fine di una società deve essere quella del benessere della propria collettività, della vita e dei diritti, delle condizioni di lavoro delle persone e dei propri cittadini, questo è il fine. Poi tutto il resto serve per costruire e per regolamentare questo.
La segretaria veneta ribadisce come con la regione sia stato sottoscritto un protocollo per stabilire paletti precisi negli appalti esterni in sanità, rimasto tuttavia, dice, lettera morta, e Di Gregorio chiama alla responsabilità anche gli imprenditori veneti. L'industria 4.0 di cui tanto parlano, afferma, non si può fare con i voucher, ma solo con la qualificazione del lavoro, a cui deve corrispondere un'adeguata retribuzione.